Prima l'ho definita in conferenza stampa un'edizione plastica proprio perché non è solo una vetrina delle 150 associazioni che ci saranno domenica qui a Conegliano, ma sarà proprio il cuore pulsante della vita della nostra città. Ci saranno 150 associazioni, alcune delle quali durante tutta la giornata di domenica si esibirà e farà in modo che tutti siano protagonisti. E in breve le principali novità che appunto i passanti potranno trovare quali saranno? Ma sono proprio queste, guardate, ci sono 140 banchetti, 150 associazioni, ma soprattutto durante il giorno molti eventi in cui i ragazzi potranno partecipare a delle associazioni sportive, ma anche e soprattutto capire quali sono tutte le nostre associazioni, anche di volontariato, di beneficenza, tutte quelle associazioni che fanno in modo che la nostra città sia la splendida città che è. Qual è l'importanza della presenza delle associazioni in un comune come quello di Conegliano? Ma secondo me è fondamentale, dobbiamo ricordare che il volontariato è il cuore della nostra città. Abbiamo un tessuto che nessun altro territorio può permettersi, un tessuto pieno di associazionismo, un tessuto pieno di persone che si prodigano perché gli altri abbiano una vita migliore. Ecco, questo è quello che vedremo domenica. Quest'anno abbiamo deciso, e speriamo che il tempo ci permetta di testarlo sul territorio, di animarla un po' la festa delle associazioni. Intanto di estenderla in tutto il centro cittadino, diciamo il centro cittadino formato da Viale Carducci, Corso Mazzini e Viale Vittorio Emanuele, via 20 settembre alla Scalinata. Quindi verrà chiuso tutto il centro. Abbiamo cercato di suddividere le associazioni che aderiscono per categoria, mettendo quindi le sportive con le sportive, quelle sociali con le sociali, quelle dell'Arma insieme e quelle che sviluppano attività per i bambini insieme, in maniera tale che sia anche più facile per loro fare sinergia. La novità di quest'anno è un po' la vetrina che diamo alle associazioni. Quindi abbiamo allestito alcuni punti nei quali le associazioni potranno esibirsi. Uno dei punti è la Piazza Cima e la loggia del municipio, dove abbiamo le associazioni sportive che dalle 10 del mattino fino alle 6 di sera si alterneranno in attività sportive. Un paio di associazioni sportive ci hanno chiesto il giardino di fronte al Piovesana Giocattoli, quindi in Corso Mazzini, dove posizioneranno dei tatami in modo da permettere ai bambini di provare le attività durante la giornata. Alla base della Scalinata degli Alpini abbiamo creato una piccola pedana 4x3 dove dalle 10 del mattino, dopo l'alzabandiera e il canto dell'inno nazionale, fino alle 18 di sera ci saranno compagnie teatrali, scuole della musica o cori dei bambini che si esibiranno a rotazione. Abbiamo anche il roller team Conegliano che ci farà 2 spettacoli di patinaggio sempre alla base della Scalinata degli Alpini, ovviamente non sulla pedana ma nell'incrocio, sia per chiudere la mattinata che per chiudere il pomeriggio. Poi abbiamo allestito in Corso Vittorio Emanuele, mettendo appunto tutte le associazioni che si dedicano ai bambini e anche grazie all'ausilio del rugby che farà dei giochi per i bambini, abbiamo creato l'area bambini che finisce con un gonfiabile all'altezza della Fontana dei Cavalli, dove poi viene allestita una piccola area food, in maniera che se il tempo ce lo permetterà e la gente ha voglia di stare fuori, visto che le temperature sono anche più miti, e quindi potranno mangiare e ascoltare musica alla Fontana dei Cavalli.